In questo numero, campionati a rush finale, in promozione Portogruaro e Vazzola non si fanno male. Il Fossalta Piave recupera, vigilia di una giornata decisiva in prima categoria. In seconda categoria, Pramaggiore ad un passo dalla promozione, San Stino pensa ai play-off. In Serie D femminile ancora una sconfitta per il Portogruaro. Per il basket, giornata amara per la pallacanestro Portogruaro. Varato il calendario dei play-off promozione. Faremo poi il consueto punto sul volley del Veneto orientale e poi parleremo di atletica con la grande prestazione della giavellotista portoguarese Federica Botter. Uno sguardo anche al pattinaggio con il Division Portogruaro ancora sul tetto d'Italia. Quando ormai ci stiamo approssimando al rush finale, solamente sul campionato di seconda categoria è stata scritta la parola fine per quel che concerne la promozione diretta. In tutti gli altri regna una certa incertezza, dettata anche da qualche risultato a sorpresa venuto a mescolare ancor più le carte. In eccellenza è stato tutto secondo copione, con il Sant'Onà abile nello sfruttare al meglio il calendario più agevole che lo metteva davanti alla Cenerentola e già retrocessa con una crocetta, allungando in tal modo a +3 il vantaggio sul Careni, fermato sulla parità da un Lia Piave sempre in corsa per i play-off, alla pari di Vittorio Falmec e Union Pro. Una zona ai play-off diventata ormai a rischio per l'ex capolista piovese in caduta libera dopo l'ennesima sconfitta interna con l'Union QDP. Non è diversa la situazione in coda, eccezione fatta per la retrocessione del Cornuda Crocetta, tutto il resto è ancora in ballo, con almeno 5 squadre dal Martellago al Portoviro in lotta per evitare i play-out. Il successo di domenica scorsa ha ridato fiducia in chiave salvezza al Bilatora, ma servirà loro un'impresa per restare agganciati alla coda di fine stagione. Dal campionato di promozione la sorpresa in assoluto della giornata. La firma del 90 di Mister Bergamo, che è andata a vincere sul campo della corazzata Porto Mansuè, vanificandone in tal modo l'operazione a sorpasso alla capolista Fontanelle, pure fermata sulla parità nello scontro d'alta classifica con lo Pitergina. Per i neroverdi 3 punti d'oro nella corsa per la salvezza, che resta comunque alquanto incerta. In testa spera ancora il Treviso che, superando d'autorità l'ultima della classe Union Sile, ha ridotto a 5 il distacco dal vertice proprio alla vigilia di uno scontro diretto con la capolista che, in caso di vittoria, farebbe rientrare i biancocelesti in corsa per una promozione diretta che non più tardi di qualche settimana fa sembrava fuori portata, confermando l'ottimo momento della squadra di Mister Graziano, volata anche in finale del Trofeo Veneto. Io l'avevo detto, ci crediamo sempre, non si sa mai, quando iniziano ad avvicinarsi alla fine del campionato, anche le squadre sotto iniziano un po' a correre perché devono lottare per salvarsi, quindi tutte le partite sono difficili, bisogna crederci sempre, e siamo riusciti ad accorciare un po' la classifica, quindi bene così, siamo contenti. E domenica avete un'altra, forse l'ultima possibilità. Domenica abbiamo un'altra finale. Quarto successo nelle ultime 5 gare anche per il Caore e la Salute, un trend positivo che lascia aperta ancora la porta ad un possibile inserimento in zona playoff. Domenica sulla strada dei litoranei c'è lo Pitergina, in un incontro dal cui esito dipenderanno gran parte delle speranze dell'11 di Mister Carraro, che ormai fa corsa principalmente su un Vazzola fermato sul pareggio al Mecchia da un Portogruaro, che guarda al finale di stagione con qualche rammarico per un campionato che non è andato secondo le attese. Siamo su una posizione che non ci lascia ancora tranquilli, soprattutto nella fase dietro, però peccato, perché se per caso c'erano qualche punticino in più si poteva mirare qualcosa di più importante, perché penso che la stessa Vazzolese, che è quinta in classifica, penso che noi non siamo inferiori a loro. Peccato, però qualche ingenuità la paghiamo a caro prezzo, e purtroppo sai, c'è un periodaccio che ci gira un po' storto, prendiamo dei gol un po' da polli. Ci vuole un po' più di cattiveria calcistica, un po' più di attenzione, di voler portare a casa i risultati. Tra l'altro, sotto l'aspetto dell'impegno, non posso recriminare nulla ai miei ragazzi, perché hanno dato tutto. Abbiamo, secondo il mio punto di vista, fatto anche un buon calcio, e soprattutto diventa difficile perché anche
secondo me l'arbitraggio lascia un po' a desiderare, ma non è qui che voglio lamentarmi della terna, però un po' di più attenzione, un po' più di serietà anche da parte degli arbitri, secondo me ci vuole un po' di più attenzione, troppi minuti, troppi espulsi, su palle mezze e mezze fischiava fallo, un po' troppo secondo me a discapito del Portogruaro. Questo mi dispiace perché secondo me se eravamo in 11 contro 11 sicuramente qualcosa di più potevamo fare. Non è stata la vostra miglior partita di questa stagione? No, abbiamo offerto sicuramente prestazioni migliori in altri episodi, però tutto sommato abbiamo continuato a mantenere una striscia positiva, abbiamo dimostrato carattere recuperando 2 volte lo svantaggio e dopo, non so se è determinato magari dalla superiorità numerica o meno, le grosse occasioni per vincerla forse le abbiamo avute noi. Ecco, un campionato veramente pazzo per quanto riguarda il vertice. Alla fin fine abbiamo visto quest'oggi anche il Porto Marseille che ha perso in casa con il 90, quindi la lotta per i playoff si fa quanto mai interessante. Sì, qualcuno dopo domenica scorsa aveva già tirato le somme. Io credo che invece sarà un campionato che sarà giocato fino all'ultima domenica, perché per scontri diretti, per squadre che devono salvarsi, squadre che hanno ambizione di arrivare dentro i playoff, ogni domenica sarà quasi uno scontro diretto. Per cui io non penso che ci sia niente di scontato, come non c'era niente di scontato oggi, fino alla fine del campionato. Quindi si lotta fino alla fine per arrivare ai playoff. Noi nella situazione di classifica in cui siamo credo che abbiamo l'obbligo anche morale di provarci. Abbiamo acquisito autostima, convinzione, per cui credo che sia giusto e logico provare fino alla fine. Ma in casa Granata la preoccupazione è soprattutto per il futuro. A salvezza sostanzialmente già acquisite non corrispondono idee chiare da parte della società e il consigliere Giorgio Witt conferma che è proprio tutto ancora da decidere. Ma non abbiamo fatto ancora programmi per quanto riguarda la prima squadra, senz'altro si lavorerà sul settore giovanile per rinvigorire appunto il settore giovanile, che dovrà essere un serbatoio per la prima squadra. Nel giro di 2 o 3 anni noi pensiamo di avere tutte le squadre del settore giovanile nei campionati regionali. Quanto riguarda i programmi della prima squadra ancora non ne abbiamo parlato in società, è ancora tutto da decidere. In prima categoria si continua con il gioco dell'elastico tra la capolista Giulia Sagittari ed il Fossalta Piave. Questa volta sono stati i secondi della classe ad approfittare del calendario più agevole, imponendosi sulla Fossaltese e riducendo nuovamente a 7 il divario sui nerazzurri, fermati a cavallino sulla parità dopo aver fallito anche un calcio di rigore. Domenica altro turno interessante con le prime 4 della classe ad affrontarsi tra loro. La Giulia ospita lo Zero Branco, mentre il Fossalta Piave scende sul mai facile campo del Badoere. Sicuramente domenica prossima penso che sarà la partita più importante del campionato, probabilmente, perché ci sarà lo scontro fra la prima e la terza, quindi la Giulia e lo Zero Branco, e noi con il Badoere che sarà la seconda e la quarta, quindi penso che domenica sarà veramente un bivio per capire se poterci credere ancora fino in fondo o meno. C'è anche insomma lo scontro diretto a 4 giornate dalla fine e comunque potrebbe dire molte cose. Ma sicuramente, però già domenica prossima penso che se le cose andassero bene potremmo guardare magari di raggiungere la Giulia. Se le cose dovessero andare male dovremmo pensare a mantenere la seconda posizione con un punteggio abbastanza ampio, con dei punti di vantaggio rispetto allo Zero Branco, e sperare di saltare almeno i playoff del nostro girone. Quindi penso che domenica sia veramente un bivio della stagione. Per domenica miglior formazione? Per domenica speriamo ci rientrano, veniamo da 2 o 3 giornate con abbastanza infortuni, domenica dovremo essere a pieno regime, quindi speriamo bene. Avete qualche rammarico per essere arrivati a questo punto e non essere proprio lì dietro alla Giulia? Credo di no, perché comunque il vostro cammino in questo girone di ritorno è stato diciamo quantomeno alla pari di quello che ha compiuto la Giulia nel girone d'andata. Sì, direi di sì. Nel girone
di ritorno non possiamo assolutamente rammaricarci di nulla. Domenica scorsa è stato l'unico pareggio che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto a Marcon in un campo veramente difficile, perché indipendentemente dal fatto del campo reso molto molto particolare dalle piogge abbondanti, ma sicuramente eravamo contro una delle squadre secondo me meglio organizzate del campionato, quindi lo 0-0 ci stava, e un pareggio insomma all'interno di 8 partite ci può stare benissimo. Siamo contenti, abbiamo subito solamente 2 gol in 8 partite, quindi la difesa ha retto bene, l'attacco ha fatto il suo, quindi non ho assolutamente nulla da recriminare. I ragazzi hanno iniziato subito da gennaio a crederci e continueremo a crederci, penso, fino alla fine. In coda sconfitta oltremodo pesante del Ponte Crepaldo nello scontro diretto con il Treporti, che in tal modo ha compiuto l'operazione sorpasso, lasciando i biancoverdi sul fondo della classifica. Per quest'ultimi è stato un brusco risveglio dopo l'euforia del turno precedente, seguita all'impresa compiuta sul campo del Ponzano, che aveva lasciato intravedere segnali di crescita, alimentando speranze di salvezza diretta in casa crepaldina. Adesso più che mai, ad incominciare dalla prossima sfida casalinga con il Marcon, diventa vietato sbagliare per non correre il rischio di vedersi esclusi anche dagli stessi play-out. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro. Kiros e produzioni abbigliamento in pelle dei più grandi marchi. Kiros, in via del lavoro, a Fossalta di Portogruaro. Discorso chiuso in seconda categoria. Il Parmaggiore, vincendo lo scontro al vertice con il San Stino, ha di fatto dato il via ai festeggiamenti per la promozione. 16 punti di vantaggio a 6 giornate dalla fine permettono ai Bleugrane, in caso di vittoria sul campo della Nonese, di conquistare matematicamente la prima categoria con 5 giornate di anticipo, lasciando agli altri il compito di lottare per i play-off. I liventini hanno provato a ritardare loro la festa, ma il maggior tasso tecnico è venuto a galla. Hanno messo praticamente una pietra sopra al campionato, squadra giustamente che vinca questo campionato perché è la più attrezzata, la più forte, ben allenata. Ha lasciato poco per strada, insomma, ha perso col Giussago, ha fatto un altro pareggio e quindi è una squadra che è attrezzata, insomma, secondo me è già pronta anche per il prossimo campionato. Per quanto ci riguarda, giustamente tu hai detto, ci abbiamo provato, i ragazzi sono stati bravi e sono riusciti anche a tenerci, a stare in partita per almeno 40 minuti e poi sai, la qualità superiore dell'avversario è venuta fuori e noi non abbiamo potuto fare nulla di più di quello che abbiamo fatto. Comunque niente da recriminare, onore ai vincitori, però io voglio ringraziare i miei ragazzi perché comunque hanno dato l'anima sulla partita, insomma, ecco. A voi dunque l'onore delle armi, la consapevolezza di essere stati la vera sorpresa del campionato. Da parte vostra c'è adesso la volontà di arrivare sino in fondo, difendendo la seconda posizione. I ragazzi ci credono, vogliono sicuramente giocarsi i play-off. Sorpresa, dico anch'io sorpresa, perché comunque rispetto all'anno scorso non ci siamo rinforzati, perché abbiamo perso il bomber Madiotto che sta facendo benissimo a Concordia, abbiamo perso anche il portiere, quindi non sono stati rimpiazzati, l'organico praticamente è lo stesso dell'anno precedente, però io dico che d'accordo, per la corsa ai playoff ci siamo, però io ho sto tarlo del Burano, a me, io l'ho incontrato l'anno scorso, l'ho incontrato quest'anno, è una squadra che comunque riesce a fare qualsiasi tipo di risultato perché ha qualità davanti, ha qualità al centrocampo, deve recuperare una partita, quindi in pratica recuperando e vincendo verrebbe a un punto, però ripeto, i ragazzi ci credono, la società diciamo è lì che aspetta e quindi ci proviamo.
Allora direttore, i ragazzi vogliono provare a giocarsi i playoff. Nelle vostre mire di inizio stagione non era contemplato il salto di categoria viste le risorse non adeguate? D'accordo che la strada adesso è ancora lunga e difficile, ma eventualmente come si pone la società davanti ad una possibile promozione? Noi non abbiamo grandissime risorse economiche e quindi non sarà sicuramente il prossimo campionato, che fosse di prima, per carità, perché se di seconda, vabbè, d'accordo, rimane lo stesso organico, ma probabilmente rimarrà lo stesso organico anche in prima categoria. Si cercheranno quei giocatori che non hanno grosse pretese, si sa, è difficile arrivarci, però insomma non ci sarà sicuramente una campagna acquisti faraonica come è successo in società qua del vicino. Onestamente, non so, i ragazzi si giocheranno la prima categoria. Abbiamo la fortuna di avere comunque già i fuoriquota inseriti a posto, diciamo 2099, che sono anche bravi, quindi ripeto, se possiamo raggiungere qualche obiettivo a costo zero, va bene, altrimenti faremo con le forze che abbiamo, insomma. Tutto qua. Tutto deciso anche in coda, resta solo aperta la corsa alla miglior posizione nella griglia play-out per garantirsi il vantaggio dei 2 risultati utili su 3. Gruaro, Lugugnana Sindacale e Telio Veneto sono racchiusi in 3 punti, garanzia di un finale di stagione intenso. C'è salto nuovamente in vetta in terza categoria. Il previsto turno di riposo osservato dal Silea ha permesso ai Cesaltini, vittoriosi sul campo di una Vigor ormai proiettata al futuro, di insediarsi nuovamente solitari in vetta con una partita in più che dovranno scontare nel recupero della vigilia di Pasqua. Resta in qualche modo viva la corsa playoff con l'Evolution Team protesa in un faticoso tentativo di ridurre il divario dei 7 punti che in questo momento annullerebbe la coda di fine stagione, regalando la promozione diretta ad entrambe le componenti del tandem di testa. In Serie D femminile il campionato sta sempre più prendendo la strada di Prata. Il futuro giovani si è imposto nettamente sul Portogruaro che adesso, con l'Albignasego ormai a 4 punti, non può più permettersi di sbagliare. Fortuna vuole che tra 2 settimane, alla ripresa dopo la sosta, arrivi il 7 Comuni ancora fermo a quota zero, l'occasione migliore per avvicinarsi allo scontro diretto in casa delle Padovane in calendario il 15 aprile, conservando ancora un discreto margine di vantaggio da gestire nelle ultime giornate. Diciamo che comunque domenica sinceramente l'ho viste meglio, se sono ancora prime meritano di essere prime perché hanno avuto comunque un percorso sicuramente diverso dal nostro. Un applauso comunque alle avversarie, ma adesso noi al fatto della sconfitta la partita insomma l'abbiamo giocata a testa alta, siamo usciti a testa alta, il fatto di aver perso anche 3-0, noi dobbiamo comunque adesso pensare a consolidare questo terzo posto che è fondamentale per noi, per potersi fare i playoff e pensare soprattutto alla finale che faremo a Montelivenza contro il Futuro Giovani di Coppa. Avete anche lo scontro diretto con l'Albignasego e i punti sono 4. È una situazione un po', diciamo, che forse non era preventivata. Sì, vedendo come siamo partiti all'inizio sicuramente, purtroppo con il discorso con i 3 punti tutto è aperto, adesso abbiamo l'Albignasego che ci sta alle costole, però sono fiducioso, non dobbiamo aver paura, comunque abbiamo anche forse un percorso rispetto all'Albignasego diverso rispetto a loro, però abbiamo visto che abbiamo fatto dei passi falsi col Barcon dove l'andata abbiamo vinto, abbiamo fatto dei passi falsi col Primiero dove l'andata abbiamo vinto, quindi non è niente di scontato. Adesso dobbiamo lavorare, questa pausa si deve far riflettere, questa pausa di 2 settimane per poi ripartire subito nel campionato a fare il percorso che abbiamo fatto all'inizio assolutamente se vogliamo consolidare questo posto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258.
A 5 giornate dalla fine in Serie C Gold molti dei verdetti sono ormai scritti. Playoff sicuri per Luker Caligaris, Caorle, Oderzo, Mestre e Monfalcone, tutti a segno nell'ultima giornata. Caorle è passata d'autorità con Riese Pio X, riscattando in tal modo la battuta d'arresto del turno precedente subita a Corno di Rosazzo. Ad un passo dalle matematiche anche lo Jadran, ai triestini basterà vincere domenica contro Verona, squadra alla ricerca dei punti per evitare i play-out, mentre lo Jesolo dovrà gestire le attuali 4 lunghezze di vantaggio prima di centrare l'obiettivo stagionale. Decisamente più incerta la lotta per evitare la retrocessione diretta che coinvolge anche Codroipo, al momento ai play-out, ma col fiato sul collo del Montebelluna, un duello che quasi sicuramente si concluderà nello scontro diretto della penultima giornata in programma a Codroipo. Nel girone Flebus della Serie D friulana, dopo aver ceduto a sorpresa nel turno precedente ad Aviano, vedendo in tal modo infranta l'imbattibilità stagionale, il sistema basket Pordenone è ritornato a vincere con San Vito, riprendendo la marcia solitaria in vetta alla classifica. Nella 24esima giornata spicca la sconfitta di Sacile. I liventini vedono in tal modo a rischio la seconda posizione dal ritorno di Casassa, che ha avuto vita facile a Fagagna. Per la pallacanestro Portogruaro è stato un turno negativo. A Udine contro Geatti i giovani Granata non sono riusciti a ripetere l'impresa compiuta con Gonars. Come all'andata è stata una partita segnata dagli udinesi sin dal primo quarto. Al quintetto di coach Romanino è andata meglio martedì in Under 18, dove ha lasciato strada in parietà dello Jadran Trieste. Sì, siamo partiti con una buona lena, abbiamo giocato un buonissimo primo quarto, nel quale abbiamo preso in mano la partita con autorevolezza. Il secondo quarto ci siamo bloccati completamente, abbiamo smesso completamente di giocare. Alcuni gravati di falli, i cambi che sono entrati non sono riusciti a dare l'apporto sperato e siamo un po' andati nel pallone. Nel terzo quarto poi abbiamo giocato, Jadran molto bravo, ha tirato con una precisione quasi chirurgica da 3 punti e ha saputo mantenere il vantaggio, nonostante poi noi nel terzo e quarto tempo abbiamo giocato comunque una buona partita. Purtroppo le partite di campionato eccellenza sono così, devi giocare 40 minuti, 30 non sono sufficienti e il risultato ne è la conseguenza. Diciamo che dopo aver festeggiato la scorsa settimana la prima vittoria in Serie D, questo weekend insomma, non è stato magari entusiasmante. No, non è stato dei migliori decisamente, purtroppo giochiamo quello che sapevamo, giochiamo una partita praticamente ogni 3 giorni, abbiamo avuto un periodo di infortuni dove ci siamo allenati in 7, in 8, sempre quei 7-8 stanno tirando la carretta da un bel po' di tempo e quindi sta affiorando anche un po' indubbiamente di stanchezza partita dopo partita. Non a caso giochiamo delle ispezioni di partita molto bene ma non riusciamo ad avere continuità nell'arco dei 40 minuti. Per il resto comunque quello che volevamo, i progressi ci sono, i progressi li abbiamo visti, sono inequivocabili. È chiaro che stiamo giocando ad un livello alto e quindi per giocare ad un livello alto ci vuole una squadra che sia completa, che sia lunga, che sia profonda. In questo momento lo siamo stati in certi momenti perché abbiamo giocato delle partite molto buone, anche Under 18, 15 giorni fa abbiamo vinto in casa, poi abbiamo vinto in Serie D. Indubbiamente questa settimana qua non è stata una settimana proficua dal punto di vista dei risultati, ma comunque cose molto buone sulle quali stiamo lavorando le ho viste e questo per me poi alla fine è quello che conta. Ti sei già informato sulla possibile avversaria dei play-out di Serie D? No, perché nei play-out poi si incrociano quelle dell'altro girone e di conseguenza al momento non abbiamo ancora visto, ma in ogni caso il nostro obiettivo è quello del miglioramento individuale dei giocatori. Poi il risultato conta fino a un certo punto. Quando siamo partiti con questo progetto sapevamo che sarebbe stato un anno di lacrime e sangue da un punto di vista dei risultati, non abbiamo mai minimamente né pensato che il risultato fosse importante né abbiamo giocato per il risultato, ma solo e esclusivamente per far migliorare i ragazzi, soprattutto quelli che magari hanno anche più attitudine. I riscontri che abbiamo sono senz'altro positivi, poi i risultati non lo sono, pazienza, ma lo sapevamo quando abbiamo fatto questa scelta, quindi non è che adesso dobbiamo dire delle cose diverse rispetto a quelle che abbiamo detto dall'inizio. Abbiamo sempre detto per noi il risultato del campo non conta, conta il lavoro settimanale, conta l'esperienza che facciamo, i miglioramenti che mettiamo sui giocatori
in quest'annata qua, poi la società farà le sue valutazioni per quanto riguarda eventualmente la categoria dell'anno prossimo, per come fare eventualmente la prima squadra. L'obiettivo che ci siamo posti inizio stagione lo stiamo assolutamente perseguendo e quindi siamo sempre coerenti con quella che è la nostra idea. È stato definito il calendario dei quarti di finale di play-off e delle gare di play-out del campionato di promozione della provincia di Pordenone. Gara 1 si giocherà domenica 8 aprile, gara 2 l'11 aprile. Per quanto riguarda le rappresentanti venete, la Pallacanestro Fossaltese affronterà il Torre Pordenone, avversario da tenere in debita considerazione visto che è stato capace di battere i biancoverdi nel match di ritorno della stagione regolare. Gara 1 ed eventuale bella ovviamente in casa della Fossaltese. Baloncesto invece se la vedrà con Cordenonsi, una sfida sulla carta proibitiva stando alla classifica della stagione regolare, ma la sconfitta di misura maturata proprio nell'ultimo turno alimenta la speranza degli arancioneri. Per il BVO Annone Veneto sono invece play-out con Fontana Fredda. Chi perde retrocede nell'anonimato della prima divisione. Gara 1 ad Annone Veneto. La pallavolo regionale del Veneto orientale continua a sorridere solamente al maschile, grazie alle ottime prestazioni del Volley Team Club e della pallavolo Portogruaro, entrambe in seconda posizione nei rispettivi gironi di Serie C. Male invece sul fronte femminile tanto il Volley Sastino in Serie C che la pallavolo Concordia in Serie D. Le sastinesi hanno rimediato una pesante sconfitta nello scontro diretto con le vicentine del Grumolo, un 3-0 che va oltre il risultato in se stesso perché è significato tornare a vedere gli spettri dei play-out che non più tardi di un mese fa sembravano definitivamente lontani. Le note positive dicevamo dal volley maschile di Serie C. Nel girone A il Volley Team Club ha messo in cassaforte la seconda posizione imponendosi in rimonta per 3-1 nello scontro diretto con il Bassano. 6 adesso i punti di vantaggio per i sandonatesi sull'Oreggia da gestire nelle giornate rimanenti del torneo. Nel girone B il Portogruaro ha invece travolto l'ormai ex capolista Sefamo Povolaro, 25-20, 25-17 e 25-16 i parziali sortiti, giusto per far capire che l'inattesa sconfitta subita nel turno precedente era stata niente altro che un incidente di percorso. Portoguaresi comunque secondi in classifica ad un punto dalla Luna Volley. In Serie D femminile invece con molta probabilità la pallavolo Concordia ha lasciato sul campo di Susegana gran parte delle speranze di agganciare i play-out. Le biancorosse concordiesi hanno avuto un buon approccio vincendo il primo set, ma dopo sono scomparse letteralmente dal campo. 7 i punti di distacco dal Feltre, tanti per una squadra che sin qui ha dimostrato di non avere la necessaria personalità nei momenti che contano. L'alternativa è incominciare a vincere con una certa continuità già dal non facile impegno casalingo di sabato con la Godigese. Grande prestazione della giavellottista portoguarese Federica Botter che al torneo dei giavellotti di Conegliano, competizione che ha visto in gara il meglio della disciplina nazionale, ha dominato la categoria allieve lanciando l'attrezzo a 52,59 polverizzando il suo precedente personale, misura valsa anche il nuovo record regionale del Friuli Venezia Giulia, oltre ad essere la miglior prestazione dell'anno in Italia, la quarta di tutti i tempi della categoria allieve. Nuova affermazione del piccolo gruppo del patinaggio artistico Division Portogruaro, entusiasmando il pubblico presente alla Zoppas Arena di Conegliano, si è confermato sul tetto d'Italia, guadagnandosi anche la qualificazione ai prossimi europei di Spagna e ai mondiali di Francia, dove difenderanno i titoli vinti lo scorso anno. Medaglia di bronzo e qualificazione europea anche per la Jeunesse. La spedizione portoguarese ai tricolori di Conegliano è stata completata dal 6° posto del piccolo gruppo Division Up e dall'11° del quartetto Jeunesse. Assinvest, da sempre al vostro fianco.
Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Tiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro. Tiros, le produzioni e abbigliamento in pelle dei più grandi marchi. Tiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro.